Benvenuti, ultima puntata, fine luglio di questa stagione meravigliosa appena passata di Soundtrack City, e questa fine puntata di questa stagione meravigliosa che abbiamo avuto degli ospiti straordinari, puntate altrettanto straordinarie, e volevamo dedicarla ai film estivi del nostro cuore. Ma vi direte, ma mi manca una persona fondamentale, il mio socio di merende. E dove sarà? Dove sarà il Testoni? Testoni? Oh, oh, caramba, che sorpresa! Cioè, ragazzi, ma ho il Testoni con me. Esattamente, in quel di Milano. In quel di Milano, a casa mia. Ma vi rendete conto, ragazzi? Neanche la Carrà sarebbe arrivata a questo punto. Veramente Io non vorrei dire nulla, ma l'ultima volta che noi siamo stati insieme era quando abbiamo fatto l'intervista a Morricone, Andrea e De Angelis, dico bene? Sì, esatto. E poi abbiamo fatto quell'evento meraviglioso di Arrangiami della Cinevox. Infatti non mica riesco a vederlo da qui, mi sembra strano. No, mi sta toccando, mi sento toccato nell'intimo, proprio nell'intimo. Parliamo di cose serie, parliamo di quello di cui ci occupiamo da sempre. Dunque, il giochino era quello scoprire dei nostri film estivi che hanno a che fare con i nostri ricordi estivi e magari pure quelli vostri. I miei sono antichi, però. Ma secondo me sono più antichi i miei. Ma dai, veramente. Allora, secondo me io risalgo al 77 e invece tu risali all'82 e poco più là. Poi allora, le date te ne occupi te, perché io proprio... io non me le ricordo, però l'ho appena lette. Allora, ne scegliamo due io e due te. Dai, io in realtà ne ho scelto uno solo, però vabbè, poi l'altro che me lo improvvisi. Allora inizio dal mio. Perfetto, vai tu, che tu hai l'onore di essere qui ospite a Milano. Quello più antico. Allora, quello più antico, vediamo, io non lo sapevo qual era, perché si chiama Tron, ma Tron è il primo, il classico, l'originale. Allora, perché io volevo sapere a che età, scusami, adesso, in quale anno? Perché un ricordo bello che ho è che nella data di uscita di questo film, che ho scoperto essere nell'82, io lavoravo in un cinema, cioè stavo nel senso alla cassa proprio di un cinema, e il giorno del mio compleanno, il 13 giugno, dopo l'ultimo spettacolo, io di nascosto da tutti gli altri feci una festa nel cinema proiettando il film che c'era in programmazione per gli amici, cioè Tron. Quindi io passai la serata, voglio dire, del mio compleanno con tutti gli amici, quindi da mezzanotte in avanti, a vedere questo film qui. Quindi meraviglioso. Meraviglioso, è un film meraviglioso con una bellissima colonna sonora di Wendy Carlos, famosa autrice della colonna sonora di Shining, ma Arancia Meccanica, vogliamo parlarne? Arancia Meccanica. Sì. Con un grande Jeff Bridges, mettiamoci pure questo. Bel film. Peccato che l'hanno rifatto, il sequel con Jeff Bridges digitalizzato, che era un po' ridicolo a dir poco, però... Senti, ma hai saputo che stanno rifacendo anche Altrimenti ci arrabbiamo? Oh santo! Non lo so. Parlare? Il cattivo è Christian De Sica. Che fosse il regista, credevo fosse lui. No, il regista non mi ricordo chi è, ma il cattivo è De Sica, e i due nuovi, Terence Hill e Bud Spencer, mi sembra anche quasi a dirlo, mi viene una sorta di magone, di tristezza infinita. Sono, credo, Alessandro Roca sì, e Stefano Fresi. No, non è Fresi. L'altro, come si chiama? Comunque che sia. No, lo diciamo. Di qualcosa mentre io cerco. Sono abbastanza perplesso guarda, proprio tanto. Tra l'altro lo girano qua a Milano, ho scoperto. Caspita. Vedi? Allora, la regia è stata affidata a Yunus, ovvero Niccolò Celaia e Antonio Sbergo, e gli attori che sostituiscono i due, ecco, Edoardo Pesce, scusate, non era Stefano Fresi, che nel ruolo di Bud Spencer, e Alessandro Roja nei panni di Terence Hill. Comunque sono quei remake che io credo che non c'era neanche il bisogno, ma va bene. Speriamo bene. Sarebbe carino sapere le musiche, chi le farà. Mi auguro che mantengano almeno il tema portante dei mitici De Angelis. Forse, tutta elettronica, tutti paddoni, no, ma poi delle zimmerate incredibili. Vabbè. Allora, quindi il tuo film dell'estate è Tron. Uno di questi è Tron. Tra l'altro è l'annus mirabilis delle colonne sonore del cinema, perché in quello stesso anno uscì Conan il Barbaro, E.T., Blade Runner
Nell'82? Nell'82. E poi accadde pure una bella cosa, che l'Italia vinse i campionati mondiali, quindi proprio una... rispetto di calcio, io mi ricordo assolutamente nulla. Vabbè, questa è registrata. Questa cosa qua io proprio non ci capisco una mazza. Allora, invece il mio film va, diciamo, un po' più indietro nel tempo, come dicevo poc'anzi, perché io non è perché sono legato a questo film perché la colonna sonora è di un mio mito, non è per quello, neanche lontanamente. No, è perché ogni volta che andavo al mare in estate, e soprattutto quando mio padre mi insegnò a nuotare senza le pinne, anzi vi spiego anche come fece. Prese delle mie ciabatte a cui ero affezionato, avevo 10-11 anni, li lancia in mezzo al mare e mi dice: mo te li vai a prendere, ora te li vai a prendere tu, ma senza pinne. Quindi mi sono fiondato, pensate a che cosa era attaccato a quelle ciabatte. Alle ciabatte, non so che cosa, forse di Guerre Stellari, non me lo ricordo. Mi sono affiondato in mare, ho nuotato a fatica però senza pinne e sono tornato indietro e da lì in poi un pesciolino. Però in quel momento mi venne la strizza, perché da noi in Sicilia, ad Augusta, provincia di Siracusa, dove ho passato la maggior parte della mia adolescenza e anche parte della mia infanzia, è proprio sul mare. Sì. E lì non ti dico quanti squali abbiamo visto, anche una volta abbiamo trovato anche un delfino bianco mangiato a metà da uno squalo arenatosi sugli scogli. Come si chiamano quelli che assomigliano a schiavi? Siamo le verdesche. No, non ci sono proprio gli squali. Non ci sono proprio gli squali. E quindi questa cosa... E tu andavi lì a prendere le tue ciabatte? No, io a prendere le ciabatte e tornavo, perché tra l'altro c'erano i pesci luna, che il pesce luna quando affiora è uguale allo squalo, perché ha la stessa pinna. Ah, perché c'è la pinna dietro. Uguale. E lì mi veniva subito in mente il film che mio padre mi fece vedere. Prima di lanciarmi, che era questo qui. Lo squalo, ragazzi, film capolavoro che ha cambiato veramente, dato è uno dei grandi capolavori della storia del cinema, ha cambiato il modo di andare al mare, perché la gente dopo questo film credo che non si tuffi più con serenità. Questo è il Blu-ray. Tra l'altro, questa cosa ho scoperto dopo anni, questo film lo conosco a memoria, scena per scena, battuta per battuta. Ho scoperto la fotografia di questo film dopo anni, che l'avevo visto solamente in DVD e ancora prima in VHS. Il Blu-ray, questo Blu-ray meraviglioso che è uscito, non mi ricordo, qualche anno fa, ma anche un poco più di qualche anno fa, finalmente c'è la fotografia originale, perché scoprì, spero di non errare, che mi ricordo un po' dietro le quinte, che lui l'aveva girato tutto di giorno il film, anche perché è una questione pratica in mezzo all'acqua, Come tutte di giorno? Tutte le scene notturne sono con dei filtri. Ah, ho capito. Quella famosa scena iniziale dove muore la prima ragazza. Esatto. Sono dei filtri speciali, ma questi filtri nel passaggio VHS, nel DVD, si persero e quindi quella scena diventò letteralmente buia, non si capiva assolutamente niente. Si sentivano solo le urla e la musica mitica e bastava di John Williams. Invece con questo qui, con questa versione Blu-ray meravigliosa, si scopre tutto quello che... Allora, diciamo una cosa, se voi andate in vacanza in montagna, portatevi questo, tanto... Non ve ne fregate meno. Cioè, qualche ruscello di montagna... No, uno squalo ruscello. Pensate che c'è anche il trittico delle colonne sonore di Johnny, perché ne sono uscite una marea nel corso degli anni, e l'ultima, questa qua, è quella effettivamente la più completa, dove c'è veramente tutta la musica di Williams. Ma lo sai che sono stupito di questa tua scelta di John Williams? Vero, non te lo immaginavi, vero, che andassi sul mio regista preferito e sul mio compositore preferito? No, posso dire pure, adesso ora che lo sono venuto a trovare a casa, perché questi sono i Privitera Studios di Milano, ho visto l'altarino John Williams, quindi con foto che gli ho scattato io, che fa lui così, andiamo a Nanna dopo 3 ore di concerto, non ce la faceva più data l'età, autografino, figurati. Ci sono proprio gli altarini a Johnny mio. Quindi. E vediamo, senti, allora però mi hai fatto una scelta dell'altro film del cuore tuo estivo, e mi ha lasciato così, perché è un film molto carino, musiche altrettanto carine, tanto ha anche un seguito con le musiche, però non di questo autore qui di Patrick Doyle, ma di James Newton Howard. Che tu hai scelto Tata Matilda, Nanny McPhee, scritto dalla mitica Emma Thompson, tra l'altro, che interpreta... Allora, un film con un soggetto strepitoso, questa Emma Thompson che impersona questa Tata Matilda, che è bruttissima all'inizio e più va avanti a insegnare una serie di educare i figli di questo... lui è Colin Firth. Insomma... più diventa bellissima fino a... E quando ormai ha finito la sua
il suo compito, il suo obiettivo educativo diventa di una bellezza e se ne va. Di questo invece ho il ricordo, questo quando è uscito, non tanto tempo fa. Allora te lo dico, data l'età non riesco più a vedere niente. Ricordo nel 2005, ricordo che ero in un'arena di queste estive con le mie figlie, che erano allora insomma un po' piccoline. Siamo partiti che era una bella giornata estiva serale, calda, ma è andato avanti il film che è sceso un freddo e alla fine praticamente c'erano tutta la gente all'interno di questa arena che stava tutta così. La brina c'era. Tutta abbracciata con coperte di fortuna, ma continuando a vedere questo film che meraviglia. Che era carinissimo, bellissimo. Ve lo consiglio. Ve lo non consiglio è molto molto carina. Poi le musiche di Patrick Doyle, il sodale di Kenneth Branagh, che sono veramente deliziose. Tra l'altro dirige la London Symphony Orchestra. Capito? Cioè, non è che un'orchestra esatto, da poco. Esatto. Sai che mentre tu parlavi di Tata Matilda, io guardavo e pensavo che potremmo essere tranquillamente il Gandalf e il Frodo di... Gandalf sicuro, guarda. Cioè, guardate anche la posizione. Gandalf sicuro, ti manca il capello. I film dell'estate, anzi guardate, più che un film dell'estate in alternativa a quelli di Tron, di Tata Matilda scelti da Marco, io ho tanti film dell'estate, perché non so se vi ricordate che c'erano i racconti dello Zio Tibia. Su Italia 1 andavano il venerdì sera, notte quasi, Attilio Patania, Giuseppe Caminiti e Marco Parsi, i miei amici del cuore d'infanzia. Ho fatto di cotte e di crude con loro e noi ci riunivamo a casa di ognuno di noi a vedere lo Zio Tibia, quindi abbiamo visto Venerdì 13, tutti i Nightmare, che ti posso dire, ne abbiamo visto un film che era una cagata, scusate non volevo dirlo, epocale, che era Neon Maniacs, dove ancora prima del Corvo, famoso film con Brandon Lee, che povero ci lasciò le penne, c'era la famosa battuta finale: non può piovere per sempre. Era in quel film. Sai perché me lo ricordo? Perché questi maniaci del neon, anche lì il titolo epocale, anche quello, erano delle specie di mostri che spuntavano dalle fogne di New York e l'unica cosa che gli poteva impedire di uscire dalle fogne era la pioggia. Se piovevano non potevano attaccare. Che mi ricorda quel film, quell'altro film, dove con Mel Gibson, quello degli extraterrestri che riesce. Science. Era Mel Gibson? Sì, di Shyamalan. Madonna, bel film, Madonna mia, anche angosciante. Angosciantissimo, però bello, a me mi è piaciuto tantissimo. Quindi io l'estate ce l'ho legata a tutti i film dell'orrore. No, io invece a Giochi Senza Frontiere. D'estate l'unica cosa era con Andenna, non lo conduceva Andenna. Varie persone lo conducevano. Io l'ho dato, lui fece un festival di Sanremo tanti secoli fa. Io ho scoperto che si può mangiare tranquillamente la pizza con i wurstel guardando Zombie. Non stai bene. Non stai. Sarà la calura lombarda che mi ha colto. Va bene, senti. Ragazzi, dopo tutte queste emerite perle di sciocchezza allora, auguriamo a tutti una bellissima estate. Ci ritroviamo a settembre con le puntate nuovissime, belle, con tante novità. Alcune le dico. Vai, spara le novità. Allora, le novità sono spoiler. Che apriremo finalmente anche non solo la musica parlata, ma anche quella suonata. Cioè l'idea è quella di dare spazio ai musicisti, agli strumentisti, ai compositori, per far sì che diventi una sorta di punto d'incontro, questo dove poter far sentire, magari anticipare o qualche tema o qualche colonna sonora o dei musicisti con in mano degli strumenti che suonano. Forse è il modo migliore per divulgare la musica, oltre che parlarne come facciamo noi. La famosa frase di Zappa, scrivere di musica è come ballare di architettura. Okay. Quindi speriamo veramente anche di essere poi finalmente sempre tête à tête, cheek to cheek, nas to nas. Contraccambierai e vado a Roma e faremo finalmente magari delle puntate live, non solo con la musica dal vivo, ma proprio noi due live. Capito? Io potrei cantare lirico, lo sai che so cantare lirico? Ok, e con questa noi vi alla Pavarotti con i nostri film dell'estate, con questi consigli per gli acquisti. Con questi consigli Gandalf, Frodo, tanti auguri a tutti quanti. Buona estate, godetevi tutte quante. Ciao.